il piacere di avere con noi l'autore del buco e vi chiedo un grande applauso, Michelangelo Frammartino. E con noi questa sera c'è Giovanna Giuliani, coautrice del film, quindi avremo modo, Giovanna, anche tu vieni, prendi il meritatissimo applauso, abbiamo modo di poter dialogare con chi il film lo ha pensato, lo ha scritto, lo ha realizzato. Grazie a voi davvero per essere stati qui in questa super serata toscana, perché insomma tra il Lucca Film Festival e l'Arsenale avete fatto anche qualche chilometro per rimanere sportivi, per rimanere, no? Direi... Ma in macchina, insomma. In macchina, sì, dai, dopo aver fatto qualcosa di più avventuroso negli ultimi 5 anni, direi che... Nino La Rocca, sì. No, Nino La Rocca è il custode del bifurto, cioè l'uomo delle caverne che abita quella, che conosce meglio di tutti. Ti devo salutare. Stai qui con noi. Chiediamo... Ti dico una cosa, noi siamo molto emozionati perché è la prima volta che incontriamo il pubblico post proiezione e quindi siamo molto preoccupati perché abbiamo sempre incontrato il pubblico prima ed è sempre stato facile. Quindi lo avete ammaestrato finora il pubblico, ora però vediamo se vi danno... Non eravamo preoccupati, ovviamente adesso siamo preoccupatissimi. Allora, io rompo il ghiaccio e poi credo che qualche minuto per fare, come dire... mandare giù e gioco, no? con tutto quello che abbiamo appena visto il film. Rompo il ghiaccio chiedendoti subito una cosa: con le 4 volte ti sei posto tantissimi interrogativi, già in realtà lo avevi fatto con il dono, però in particolare con le 4 volte ti hai riposto il problema di come si può arrivare, no, a inquadrare qualcosa che non sia l'essere umano. L'essere umano è terribilmente centrale nella narrazione cinematografica. Tu in quel caso ti sei posto delle domande: come si può arrivare ad inquadrare una capra? Come si può arrivare ad inquadrare un albero? Questa volta hai, come dire, alzato ulteriormente il tiro, o se vogliamo sempre giocare con tutto quello che c'è in questo film, hai abbassato lo sguardo e il tiro e sei arrivato a capire, a realizzare come si inquadra il vuoto, come si inquadra l'abisso e come ci si arriva a tutto questo, cioè come si realizza il modo di inquadrare l'abisso, o perlomeno come si capisce qual è il momento giusto, il modo giusto per inquadrare un qualcosa che forse in pochi nel mondo sono riusciti realmente ad inquadrare, a mettere, no, in scena. No, in realtà c'è una grande tradizione di cinema speleologico e noi abbiamo tentato, come dire, di trovare una chiave, insomma. Ecco. E cosa ti posso dire? Come si inquadra? Questi sono gli applausi. Sono gli applausi regista. No, la grotta è curioso perché in realtà non puoi, Nino lo sa benissimo essendo l'uomo del bifurto, se tu hai scelto un punto macchina nella grotta e vuoi spostarti di 2 metri, dici no, non funziona bene, adesso mi sposto e ci metti 2 giorni, non ci si sposta. E ti devo dire che questo sono stato un po' lento, ci ho messo un po' a capire che dovevo seguire la via dell'acqua, Nino, no? Cioè la grotta la si attraversa secondo la via dell'acqua, cioè dove si arma la grotta, dove si mettono i chiodi per potersi calare, sostanzialmente te lo indica la grotta, te lo indica l'acqua. E tentare di trovare altri punti macchina si è rivelato nel tempo uno sforzo così, anche inutile, insomma, no? Quindi devo dire che alla fine la grotta ha comandato, ha dato le sue indicazioni e quindi i punti macchina hanno finito per coincidere con i punti dell'armo in qualche modo, cioè i punti di progressione che Nino e chi prima di Nino aveva individuato. Quindi è come se in qualche modo la grotta, tra virgolette, si filmasse da sola, anche perché poi
questo, come dire, esercizio di fidarsi, di lasciarsi guidare dal luogo, ha continuato anche con i corpi, no? Se avete visto, gli speleologi si muovono con le loro luci frontali, la grotta è uno dei pochi casi, per me il primo caso, dove lo sguardo della macchina è più debole dello sguardo dei personaggi, no? Perché sono loro che fanno la grotta, che la inventano, la costruiscono, no? Girano la testa e scoprono una parte che magari tu gli avevi detto non guardar di là, mi raccomando, però quando ti muovi hai bisogno tutto a un tratto di spostarti, quindi è curioso, di solito al cinema c'è lo sguardo della macchina, dell'autore, a volte si dice, e i corpi, e invece qua il loro sguardo faceva non governabile da noi, appunto un po' fuori controllo, inventava la grotta, per cui loro e la grotta hanno in qualche modo preso il sopravvento su di noi. Allora, in molti, guardando il tuo cinema, si sono sempre interrogati, no, su quella inutile domanda, no, perlomeno insomma quell'inutile questione sul se sei nel cinema del reale o sei nella costruzione, nella finzione. Io credo che il tuo sia semplicemente una categoria tra le migliori in assoluto di cui noi possiamo godere, nel senso che da sempre, fin dal tuo esordio, abbiamo potuto capire quanto interessante sia il tuo sguardo, e di sicuro c'è una cosa, che tu filmi spesso il reale, ma il reale appunto non fa rima con vero, con la verità. E allora quello che voglio chiederti è, e coinvolgere anche loro a questo punto, che Giovanna, che appunto è coautrice del film, e chi invece ti ha potuto dare proprio un'esperienza, un vissuto personale, umano, no? Esperienziale su quanto hai raccontato. Ti volevo chiedere come questa volta hai affrontato la, tra virgolette, scrittura di un film che evidentemente non si scrive su una pagina in una stanza, no, chiusa, ma probabilmente si scrive sul campo, attraverso l'esperienza, attraverso tutto quello che è il tuo vissuto, mettendo in scena una storia di 60 anni fa attraverso personaggi invece assolutamente contemporanei, e quindi ancora una volta nel tuo cinema possiamo tranquillamente lasciare a casa tutto quello che è lo spazio, il tempo, cioè questi concetti nel tuo cinema non esistono, perché crei dei cortocircuiti, l'hai fatto ancora una volta e ci hai raccontato una storia perfettamente ambientata nel 1961, ma ai giorni nostri, perché evidentemente la Calabria di oggi è il momento è quello. Quindi come si arriva a non tanto pensare, ma come si arriva a scrivere poi per immagini un qualcosa del genere, dove tanta realtà c'è, ma c'è anche tanta terribile finzione e bellissima finzione. Allora, confesso che tra i vari timori c'era quello di fare un film in costume, nel senso che, come dicevo prima, il cinema che a me interessa è anche il cinema di cui perdi il controllo. Ovviamente se fai un film ambientato nel 61 non puoi perdere il controllo, cioè non può entrare un tizio per sbaglio in una piazza perché si troverebbe vestito con una giacca a vento della contemporaneità. Quindi il gioco non andava portato come in altri film su quello. Però è vero che per esempio i ragazzi che abbiamo selezionato, che Giovanna ha selezionato, che sono speleologi soprattutto del nord, quasi esclusivamente del nord, non interpretano i ragazzi del 61, cioè non gli abbiamo chiesto, e già il tuo amico Speleo che era qui, eccolo lì, in qualche modo me lo ha appuntato, no? E lui mi diceva, noi siamo goliardici in grotta, noi quando scopriamo una grotta festeggiamo. Ecco, allora, noi quella grotta, i nostri ragazzi la conoscevano, non stavano realmente esplorando. Allora io non volevo chiedere a loro di recitare, no? Di rappresentare i ragazzi del 61, ma di muoversi con la loro conoscenza della grotta, in modo che fosse, come dire, una performance che accade adesso, anche se gli do le scalette, gli diamo le tute dell'epoca, no? E questo ti porta più, come dire, nel fatto, no? Invece di rappresentare, come dire, presenti, no? Per intenderci, e quindi si sta su quel confine inevitabilmente, perché gli strumenti sono quelli, perché c'è uno sforzo di ricostruzione, però non lavori su un'imitazione, no? Non lavori su una rappresentazione, ma cerchi di tenere la presenza, ecco, quella è la cosa che è più importante.
Io cederei, prima di cedere la parola per le domande dal pubblico, cederei un attimo la parola a loro proprio per approfondire ancora questo, perché c'è tanto lavoro di ricerca anche storica per arrivare poi a scrivere un testo, comunque insomma un soggetto, ecco, del genere, e c'è tanta esperienza umana e professionale, no? che entra in campo, in gioco, per aiutare a costruire per immagine un film del genere. Quindi sempre su questo io vorrei indagare anche con voi. Sì, ci sono due punti. Innanzitutto la speleologia sovverte un po' quello che accade oggi nel passaggio generazionale, cioè ci sono dei giovani, io per esempio ho dato molte lezioni di latino e greco e notavo che la generazione di giovani ha da insegnarmi tecnologicamente delle cose a cui io non arrivo, Sì. ossia non si è mai visto che un figlio insegna alla madre delle cose che non sa. E questo accade oggi. Invece in speleologia veramente accade il passaggio generazionale e noi siamo andati a cercare quei gruppi speleologici come il GSP, il gruppo speleologico piemontese, dove c'è una forte eredità di quelli che sono stati i fondatori del gruppo speleologico, appunto i veterani, i protagonisti di questo episodio, di questa esplorazione, spedizione meridionale del 61, che in qualche modo hanno ereditato quello spirito. E questi veterani, ora quasi novantenni, sono ancora sul pezzo, ossia sono aggiornatissimi, in contatto con le loro esplorazioni e le loro ricerche attuali, e loro, i giovani li consultano ancora, quindi c'è un forte rapporto e noi per questo abbiamo trovato e reclutato soprattutto tra lo zoccolo duro e questi giovani che alcuni di loro, per esempio anche nel Veneto che abbiamo reclutato, hanno cominciato ad andare in grotta prima con l'acetilene che con l'attrezzatura odierna che si trova della montura o comunque di queste marche adesso tecnologiche. Sì, cioè avevano proprio cominciato ad andare in grotta come i loro padri, alcuni hanno avuto i nonni, i padri che erano speleologi, quindi noi abbiamo dovuto cercare dei ragazzini. Innanzitutto è difficile trovare dei giovani che oggi sono appassionati a questa attività che è molto poco gratificante e dà poca visibilità, ma soprattutto trovare dei ragazzi che avessero ereditato uno spirito. Secondo luogo, noi abbiamo costruito tutto questo sul corpo di una persona che viveva quel paesaggio come la propria pelle e un proprio organismo, che è Antonio La Rocca, nel senso che il film mette insieme dei pezzi che sono la sua vita, perché lui coincide proprio con quel paesaggio. Quindi il bifurto, di cui lui è una specie di custode proprio, cioè veramente come una protesi di quella grotta, non si può entrare nel bifurto senza passare da Nino La Rocca, e in tutta Italia questo vale, e ce l'ha presentata come se fosse la zita proprio, che ti presento la cosa più cara. Quando ce l'ha consegnato e ci ha fatto entrare è stato come darci le chiavi di una cosa, di un suo tesoro segreto, e lui ha un rapporto molto intimo col paesaggio, proprio lo conosce come le parti intime del corpo di una zita, appunto. La zita, non so se avete presente il meridione che cosa sia, è una cosa di un possesso assoluto, ma lui è stato veramente inclusivo e non esclusivo, molto generoso e partecipativo in questo, e ci ha comunicato questo amore anche sdrammatizzandolo, cioè senza troppa retorica o epica, proprio entrando come un bambino che fa la cosa più fetente, più proibita, proprio rubare la marmellata o ficcarsi appunto nel vicolo più fangoso, e solo con questo spirito è riuscito a portare me e Michelangelo nel giro di 3 mesi a fare il fondo del bifurto a 700 metri sottoterra. Grazie a questo suo spirito un po' incosciente, dove io mi sarei buttato, poi tra l'altro noi ci siamo affidati a Nino in un momento in cui non avevamo i soldi per diciamo finanziare questa ricerca, quindi spesso usavamo attrezzatura, anche chiodi arrugginiti o corde usurate sue. Non si dice questo, ma noi lo diciamo, non lo diciamo ai produttori o alla Rai, però noi abbiamo veramente rischiato la pelle, ma guidati da Nino ci saremmo buttati dovunque, perché era tale la fiducia, la stima, che io ho preso subito coraggio e mi sarei buttata dovunque. E comunque c'era anche un suo modo di esorcizzare la paura, il timore, l'orror vacui. Mi ricordo proprio la sua voce riempire le grotte con una simpatia e una follia che dice: ma questo veramente fa? Cioè, era veramente una cosa assurda, no? Per cui
si entrava in una cosa dove tutto era possibile, allora non dormire la notte, avviarsi di notte per andare in grotta per 20 ore, tutto era possibile, sì, e si tra lui e percepisce. Fra Martino non si sapeva chi era più folle, se io che li seguivo o loro, comunque un bel terzetto. E quindi diciamo che Michelangelo, perché c'è una profonda amicizia tra Michelangelo e Nino, Michelangelo ha un po' somatizzato un sogno di Nino, cioè le sue grotte più care, che sono Serra del Gufo, Bifurto e il Trabucco, che sarà sicuramente una grotta in futuro per la fiducia che ci sta mettendo Nino, sono in questo film riunite in un'unica grotta. Quindi c'è un che di cronaca, cioè la cronaca del 61, ma c'è un che di fiabesco che ha unito Michelangelo nella sua creazione, che è ispirata dall'amicizia e dall'ispirazione profonda di una persona che è proprio il Pollino, che è Nino La Rocca, e che ha interpretato Michelangelo, che comunque io amo dire che io e Nino siamo stati un po' gli interpreti fuori campo del film, e sappiamo quanto per Michelangelo il fuoricampo sia importante, perché va a dare spessore e vita al campo, a quello che poi effettivamente viene ripreso. E c'è molta di questa vita fuori ai margini che è stata appunto ispirata e ci ha dato carne. Grazie Giova, troppo buona. Ma io non so, devo dire qualcosa? Ma direi. Ma io sono di parte, ovviamente, non è che posso esprimere un giudizio sul film, posso... No, sicuramente è vero, perché lo dicevo poco fa a mia moglie, quindi non alla mia zita, a mia moglie, che praticamente veramente è un film della mia terra e di me stesso, perché io sono cresciuto lì, e forse la cosa più bella in assoluto, io sono cresciuto anche con la cronaca che quei ex ragazzi, ora novantenni piemontesi, che vennero nel 61 e 62 da noi, io ho letto continuamente le loro relazioni, ho seguito passo passo tutto ciò che loro facevano nel 61 e 62, e dopodiché li ho pure incontrati, e poi abbiamo avuto la fortuna un giorno con Michelangelo a buttare quel sasso dentro all'ingresso del Bifurto nel 2007 mi pare, e lì è scattata la scintilla a Michelangelo, che io sinceramente non ho fatto niente, tutto il lavoro ovviamente, no, non sto scherzando Michelangelo, io ti riconosco che tu sei sinceramente, come io l'ho anche detto in qualche intervista, sei il Caravaggio del cinema italiano, punto. E su quanto Caravaggio c'è tra l'altro in questo film potremmo discuterne ore, però io cederei intanto la parola al pubblico per vostre domande e curiosità, visto che è la prima volta che Michelangelo incontra il pubblico al termine di una proiezione, quindi la prima mano, io sono pronto a cedervi la parola. E allora, sì, direi che rompe il ghiaccio chi... Passi. Allora, io lo voglio ringraziare prima di tutti per un motivo, da Speleo, che finalmente ho potuto vedere un film dove si parla di speleologia e dove nella grotta non ci sono mostri, non ci sono frane, non ci sono allagamenti, non ci sono effetti, diciamo, fenomeni atmosferici che sono più unici che rari, dove magari nei vecchi film o in altri film fanno, diciamo, invece qui si parla proprio di speleologia. E non solo per quello, ma perché in alcune scene il mio timore, quando ho saputo che stava in uscita un film speleologico, ho detto, bah, figuriamoci, sicuramente si parlerà dell'ansia, delle strettoie, della fatica, della sofferenza, lo speleo. E invece no, visto che in effetti io mi sono riconosciuto in diverse scene, specialmente quelle nelle ultime dove le strettoie, dove lo speleo da un calcio alla pietra si fa lo spazio minimo necessario per passare e poi si infila dentro e va, cioè senza indugiare. Quindi per questo ti ringrazio tantissimo, finalmente abbiamo un film sulla speleologia. E la domanda era, che idea ti sei fatto degli speleologi?
visto che ci hai vissuto accanto qualche anno. Beh, io ti posso dire che, per esempio, mi piacerebbe che Lorenzo, mio figlio, la facesse la speleologia. Io ho avuto, è stata un'esperienza molto molto bella, ovviamente abbiamo avuto un maestro d'eccezione. Sono delle persone che non hanno paura del buio, no? Che non hanno paura di non apparire, no? Perché come dire, la scienza della scomparsa. E quei ragazzi di allora, a me questa è una delle cose che mi ha convinto a provare a fare il film, è il fatto che loro, quando esplorarono questa grotta, avevano portato in luce quella che allora era la terza grotta più profonda al mondo. Quindi una specie di K2 alla rovescia. E noi sappiamo quanto il K2 sia una leggenda straordinaria, un'impresa straordinaria, addirittura governativa, fortemente voluta e sostenuta da De Gasperi, con un cineoperatore che seguiva l'impresa, quindi spettacolare, leggendaria. Questo è un K2 alla rovescia nel 61 e nessuno ne sa niente, non lo raccontarono. 2 bollettini, ciclostile ad uso interno, 5 fotografie dell'esterno. E ecco, questa cosa per noi è impensabile, no? Per noi che abbiamo un bisogno proprio quasi di sopravvivenza nel pubblicare qualcosa che facciamo, no? Anche la più semplice, no? Abbiamo una necessità enorme. Questi fanno l'impresa della vita e non dicono niente. E questo è l'atteggiamento della speleologia, cioè l'esperienza pura, l'esperienza diretta, no? Che vivi. E anche per questo il film ha questa forma. Io non so quanto lo abbiate gradito, quanto vi abbia messo in difficoltà questo buio, questa assenza di dialoghi, però per noi era molto importante, non avendolo raccontato loro, non fare neanche noi un racconto, no? Ma stare più vicini all'accadimento, no? Alla vitalità dell'accadimento, attraverso insomma, delle strategie di cui potremmo parlare. E quindi per me la speleologia è diventata un po' un modello in questo senso, questa passione per il buio, per la scomparsa, per l'esperienza pura. Mi sono fatto un'ottima impressione di voi, adesso, non so se mi sono sbagliato. No, grazie. Una domanda per Nino. Sai il nome della grotta, da cosa deriva, se c'è qualche aneddoto? Perché di solito in speleologia nei nomi c'è sempre qualche retroscena, qualche no. Scusa, siccome non Sì, sento benissimo. il nome della grotta. Dell'abisso di Bifurto? Dell'abisso di Bifurto, perché sì. uno legge così, Bifurto, quando l'ho letto, no, è stata rubata 2 volte. Vabbè, ci sono varie teorie, però sono tutte teorie, secondo me, così senza un basamento. Quello che è certo è che prima di Abisso di Bifurto, la grotta veniva chiamata Fossa del Lupo. Perché? Perché fra Calabria e Basilicata, quando c'era una voragine, quando c'è una voragine notevole, un qualcosa di non conosciuto, no? Si vede l'ingresso ma non si sa cosa c'è oltre, è sempre legato ai lupi o ai briganti, in questo caso alla Fossa del Lupo. Ci sono 3 o 4 come posso dire, esempi di Fossa del Lupo, che sono tutte grotte o presunte grotte a pozzo, con un pozzo verticale iniziale, quindi inesplorabile fino all'invenzione della speleologia moderna. Il Bifurto è stato chiamato così perché la località si chiama Bifurto, qualcuno lo lega al fatto che un tempo furono sequestrate 2 fanciulle dai briganti, e quindi però non è proprio vero, perché non lo diciamo il rapimento, non lo diciamo furto in dialetto, quindi sarebbe è una forzatura secondo me, il doppio furto. So che c'è stata una ricerca molto importante sulla tridimensionalità del suono, il suono che comunque crea un ambiente, uno spazio anche intorno allo spettatore, quindi lo immerge nella diegesi, se così possiamo chiamarla. Mi chiedevo che ruolo ha questa ricerca e come mai.
Allora, io non so qua come ha suonato il film, ma molto bene, molto non bene. in Atmos, ma No. Allora, abbiamo registrato in Atmos, che è un suono che qui non si può sentire, ma si sarà sentito comunque molto bene. Quando registri in Atmos, poi in sala hai una 60 di speaker che restituiscono il suono, e quindi ce li hai anche sulla volta. Lo abbiamo fatto perché la grotta è un'esperienza sonora importante e anche spaesante, estremamente potente. E Simone Oliviero e Paolo Benvenuti hanno fatto un lavoro veramente straordinario. E lo possiamo dire senza paura di essere smentiti. E hanno cominciato a esercitarsi in grotta 2 anni prima delle riprese, sono diventati speleo. Anche Simone è stato formato da Nino. Era importante per Simo essere indipendente per poter salire sulle pareti e fissare i chiodi per mettere i microfoni, perché dovevano dislocare un gran numero di valvole, insomma, per poter registrare questo suono immersivo. Ed era veramente fondamentale. Adesso non sto a parlare di tutte le esperienze sonore, anche i miraggi sonori che si possono incontrare in grotta. Quello che ti posso dire, però, è che a lungo io ho cercato, attraverso Simone e Paolo, di in qualche modo duplicare l'esperienza visiva con il suono. Cioè in grotta c'è il nero assoluto e la luce del faro. Noi non abbiamo usato luci aggiuntive, no? Era solo il cono dello speleo, e proprio perché quello è lo sconosciuto, no? È la frontiera, è l'oltre. Lì c'è stato solo Dio, diciamo, e l'uomo è da questa parte. E io chiedevo a Simone se per lui il silenzio era il nero, se fosse il nero, no? E se dovevamo trattarlo in questa maniera. E a un certo punto, lavorando, ma poi anche in post-produzione, quello di cui ci siamo resi conto, ci siamo convinti quantomeno, è che l'occhio in grotta e la luce sono molto violenti, perché ovviamente è vero che tu esplori e conquisti, no? Prolunghi il mondo, ma consumi il nero, no? Il nero, l'informe, quel territorio sconosciuto te lo mangi, lo sottrai e il mondo avanza. C'è anche una violenza in questo, no? Meravigliosa, ma c'è una violenza. Quindi quando tu accendi la luce, immediatamente quello diventa un pozzo, quello diventa un meandro, misura 30 metri, c'è una vela di roccia, cioè lo battezzi e lo sottrai anche alle leggende che c'erano in quel luogo, no? Il suono non fa così. Il suono è molto più democratico, cioè quando si lancia la pietra non la consuma la grotta, cioè non la costringe in maniera feroce a diventare il pozzo, ti dà delle informazioni, te ne dà qualcuna, ma c'è una componente immaginativa ancora molto molto forte. E quindi il suono aveva, come dire, la necessità in questo film di dare profondità a quel nero, però senza appunto la violenza della luce. Il finale del film, che si chiude con questa voce, è venuto fuori pian piano rendendosi conto di quanto il suono fosse importante e quanto ci guidasse. E proprio come dire, il fatto che il suono non addomestica, ecco, no? Non addomestica i luoghi come fa la luce. Vabbè, sarebbe lungo, c'è il personaggio di Zinicola, di questo pastore, che è un'altra figura non addomesticabile di questo film, no? Cioè una persona con un legame così forte con il territorio che non lo potevi dirigere, questo pastore che purtroppo è mancato a giugno di quest'anno. E quando provavamo a condurlo e a dirgli qualcosa, no? Zinicola, guardate giù, no? Sai quando è sotto l'albero, guardate lì, guardate quel cavallo nero lì in fondo, no? Lui guardava e dice, ci sta niente là, no? Diceva, no, ma guardate, c'è un cavallo nero, guardate bene, non ci sta niente, faceva, cioè non stava alla finzione, no? Quando era nel letto e doveva essere moribondo ed entrava il medico, te lo dico, che lo zio di Nino, zio Nardo, per costruire un rapporto entrava e gli diceva, lui moribondo, Nicola, come state? E lui faceva, sto buono. No? Cioè non c'era, sì, Nicola non era addomesticabile. E in questo senso, come dire, quando la grotta la esplori, la addomestichi, cioè la porti nella realtà. Mentre appunto, come dicevo prima, il suono non lo fa. E questo è uno dei motivi per cui il film finisce con la voce di Zinicola, no? Con questa dimensione ingovernabile. Qualcosa ti ho detto.
Grazie. Volevo chiedere se è possibile approfondire un pochino di più, già che ne abbiamo accennato adesso, la figura di Zi Nicola, il pastore, in generale. Cosa fa in questo film questa figura? C'è un profondo legame tra speleologi e pastori. È un legame proprio antico. I pastori sono soli, in ritiro sulle montagne, e quindi quando trovano questi campi ovviamente è compagnia. E gli speleologi hanno bisogno dei pastori perché sono quelli che conoscono meglio il territorio. Nino ha scritto degli articoli sui pastori delle Timpe di San Lorenzo, degli articoli meravigliosi, e ha stretto amicizie importantissime. Nessuno più di un pastore ti può spiegare come è fatto un territorio, quindi è un legame antico. Poi il pastore, quando tu arrivi in montagna, non lo vedi mai, o meglio il turista non lo vede mai. Tu senti la voce, senti i richiami, ma c'è una timidezza dei pastori anche da te. E quindi senti questa voce che è la voce della montagna, no? È veramente una figura che coincide con il paesaggio, che ha un legame con il paesaggio. Tra l'altro il suo prolungamento sono i suoi animali, quindi si estende sulla montagna, no? Coincide. E quindi facciamo una scommessa, non l'abbiamo mai fatto ad oggi, non l'abbiamo fatto a Venezia, non l'abbiamo mai... Siamo tra amici, diciamo, siamo in pochi, lo diciamo. Per noi lui è la montagna, ovviamente, coincide con la montagna. E voi avete visto la scena della visita medica, no? Quando il medico usa la luce, per noi loro sono dentro Zi Nicola, insomma, no? C'è un viaggio dentro, come dire, ci ha molto colpiti qualche tempo fa, mentre facevamo delle ricerche. A un certo punto siamo venuti a contatto con un libro di un geologo francese, e tra l'altro era il presidente della Società Geologica francese, quindi uno scienziato importante, Alain Berger, e lui nella sua vita di scienziato aveva avuto il destino a un certo punto, tra il 40 e il 45, di essere detenuto in un campo di concentramento in Austria. E quindi per quei 5 anni Alain Berger non può fare il geologo, è dentro una baracca assieme ad altri compagni, e allora la cosa che può fare è usare la geologia, cioè la sua scienza, no? Quella che gli serve per indagare le doline, i vulcani, i canyon, la usa per indagare se stesso, che è l'unico territorio che ha a disposizione. Quindi usa la geologia per indagare la sua memoria, i suoi sogni, il suo interno. Questo è stato questo libro, Le mystères de la mémoire, è stato proprio perché è di uno scienziato, insomma, no? Non di un libero pensatore romantico. C'è stata una traccia importante per ragionare sulla montagna e il pastore, no? Su questi due interni e queste due ombre, insomma, che abbiamo provato a connettere. Sì, la visione del lavoro in sala è gratificante in tutti i modi possibili, perché è un film che sul grande schermo è pieno di particolari che si possono apprezzare in ogni aspetto della messa in scena. E io volevo chiedere, è una domanda un po' antipatica forse, quanto c'è di scritto e quanto invece è, non so come dire, con gli animali, con anche i particolari che si vedono, sono tutti campi comunque quelli all'aperto abbastanza ampi, e ripeto, c'è sempre qualcosa di strano che accade, di interessante che accade, non lo so, forse è qualcosa che ha a che fare anche con il numero di ore di riprese che avete, di giorni, di mesi, di anni che avete potuto effettuare. C'è sempre una grande ricchezza nell'inquadratura, nella costruzione di quello che succede e tra i personaggi, ripeto, anche tra gli animali. Vabbè, nulla, semplicemente mi chiedevo quanto ci fosse di programmato in questo, quanto, come diceva invece appunto Antonio, fosse scrittura, diciamo,
sul campo man mano che le riprese andavano avanti? Beh, intanto vorrei dire, non so quanti registi si portino dietro lo sceneggiatore, in questo caso la sceneggiatrice, oltre l'inizio delle riprese, dal primo giorno fino all'ultimo, fino al montaggio, nel senso che con Michelangelo si segue il lavoro che non è solo di scrittura a tavolino, ma è stato dallo sviluppo di 2 anni prima fino a 2 anni dopo di post-produzione. Io come sceneggiatrice l'ho seguito, quindi questo chiaramente dà una mobilità alla scrittura. Queste sono malattie proprio che, però sai, quando incontri comunque qualcuno che è malato come te, pensi che forse quest'arte si accompagna alla malattia, che solo così valga la pena di farla, altrimenti vai a fare un altro mestiere, per quanto mi riguarda. Per cui comunque ammalarsi così vuol dire seguire un processo dove non è la scrittura a tavolino, per amor di Dio, no? Cioè dove tu devi immaginare. E lui mi ha sempre detto, quando io all'inizio dell'esperienza speleologica provavo ad arrangiare della fantasia, no? Sulla cosa, lui mi diceva non concrezionare, perché le grotte concrezionate sono quelle ricche di escrescenze, secrezioni calcaree, stalattitiche e stalagmitiche, che si chiudono. Gli speleologi invece amano il vuoto, ossia lascia il vuoto, non chiudere, lascia la scelta al pubblico, non cercare di metterci tu un legame causa-effetto e quindi dargli la storia inventandotela. Vai in grotta, pigliati un imbrago e impara dalla cosa. E quindi è stato proprio scendere di volta in volta e correggere il tiro e imparare anche da quello che accadeva. Per esempio, il pastore ci ha insegnato, e Michelangelo già lo intuiva ovviamente, però Michelangelo è una persona che scrive con il corpo, fisicamente. Io l'ho incontrato e credo che lui abbia coinvolto me perché io non sono una sceneggiatrice e non credo che lui lavorerebbe con uno sceneggiatore. Io sono una persona che viene dalla performance teatrale, da un teatro in più molto off, che si fa tutto da sé, cioè un fai da te dove ti inchiodi la scenografia, ti fai il costume, ti scrivi la drammaturgia, te lo metti anche in scena e te lo interpreti pure e scrivi un po' con il corpo. E Michelangelo è così, cioè gli accade qualche cosa negli anni di sviluppo. E in più, anche se lui ha sempre amato il paesaggio, i pastori che sono gli occhi del paesaggio, quelli che lo guardano, il paesaggio che lo guardano, come appunto il paesaggio che ti guarda non è che si fa accalappiare dall'inquadratura, dall'occhio cinematografico. E cosa accade? Che questo pastore, protagonista del film, è un po' impregnato di paesaggio, comunque, cioè è in sé un paesaggio, no? E allo stesso tempo alla fine il paesaggio si impregna di lui, ossia c'è la sua voce che rimane quando lui si smaterializza e diventa corpo del paesaggio, quando si libera, no? Quindi è come la pioggia invernale che poi in estate viene trattenuta in inverno dal terreno e poi viene restituita in forma di stilicidio in grotta in estate. E quindi entri in grotta in una giornata soleggiata estiva e trovi lo stilicidio che è la pioggia dell'inverno precedente. Così la voce del pastore si ritrova nel paesaggio perché il paesaggio si è impregnato di lui, come lui aveva somatizzato il paesaggio in vita ed era un po' la montagna, appunto. E queste sono cose che non puoi scrivere pensandole semplicemente, sono frequentazioni, cose che ti accadono, comunque conoscendo veramente di cosa è fatto, diciamo, chi abita quei luoghi standoci, senza essere il protagonista che deve fare qualche cosa, cioè responsabile di un'azione. No, il pastore sta lì. Cosa fa per ore e ore il pastore nel paesaggio? Non deve per forza stagliarsi rispetto al paesaggio, essere protagonista, fare qualcosa, sta nel paesaggio. E gli speleo sono un po' così, cioè il loro sogno è mimetizzarsi con la grotta, coincidere con il corpo della grotta veramente, non vanno lì per essere qualcosa d'altro. La speleo già ti fa mimetizzare un po' con il corpo della grotta, più aderisci alla grotta e meglio ci vai,
perché non puoi andarci contro, non ce la puoi fare, quindi comunque ti insegna ad essere parte del pianeta. E quindi questa è una cosa che non è solo filosofia, ma Michelangelo, che comunque pensa molto con il corpo e entra in un corpo a corpo con il paesaggio, chiaramente in questo caso ci è entrato veramente dentro, imparando fisicamente che cosa significa e quindi accettando anche il limite di quello che Certo. rispetto a quello che si era proposto. Allora, in attesa di ancora una domanda e sono subito pronto a passarla, come dire, abbiamo anche il piacere di avere in diversi che stanno seguendo questo incontro attraverso i nostri canali social e che hanno visto anche il film negli scorsi giorni. È arrivata una domanda che io, come dire, ti faccio adesso proprio perché si lega a quanto diceva Giovanna, ovvero ci chiede Damiano come mai lasci passare diversi anni in termini di preparazione appunto tra un film e l'altro, cioè se è una questione appunto di analisi e di preparazione, perché effettivamente il cinema di Michelangelo Frammartino noi ce lo godiamo, ma ce lo godiamo effettivamente meno spesso di tanti altri autori, quindi arriva una domanda più sulla questione proprio di preparazione del tuo Cioè, cinema. che dei tuoi faccio film. tra un film e l'altro? Più o meno sì, se vai a letto presto o qualcosa del genere. No, allora, questo film è nato nel 2016, i primi vagiti sono del 2016, quando ho cominciato a pensarlo, e quindi comunque ci sono voluti 5 anni. È chiaro che in questi ultimi 2 anni la post-produzione è stata difficile, come un po' per tutti, ogni cosa per tutti. Prima c'è un film al quale tra l'altro lavorava anche Giovanna, al quale abbiamo dedicato 3 anni e che poi non si è fatto, si è fermato. Quindi è chiaro che quando ci metti già un pochino a farli, se poi c'è un incidente di percorso e un progetto salta, allora i tempi si dilatano molto. Innanzitutto bellissimo film, grazie. È un'esperienza visiva, conoscitiva molto, molto forte. Mi piacerebbe sentire qualcosa di più sull'uso della luce e dell'ombra, perché io diciamo, sono stata molto colpita da come vengono dosate, no, nelle inquadrature. Di solito la figura che si muove, oppure anche che sta ferma, anche l'albero, insomma, spesso è più in ombra, no, rispetto al contorno, in tutta la prima parte. Sembra oppure anche il paese in ombra, cioè di solito tutto quello che nel cinema siamo abituati a vedere come al centro della scena e dell'azione è in luce, no? Oppure qui spesso invece sta nell'ombra o in controluce e insomma anche le figure quando si muovono nel paese, i bambini che sembrano illuminare come poi faranno gli speleologi nella grotta, questi incavi, no? Delle strade tra una casa e l'altra. Ecco, mi ha molto colpito e affascinato e vorrei sollecitarvi a dire qualcosa di più su questo aspetto del film. Allora, intanto siamo contenti quando sentiamo che viene apprezzato. Sappiamo che è un film che muove sentimenti anche contrastanti. Noi quando Venezia ci ha invitato in concorso, vi confessiamo che ci siamo preoccupati molto, no? Perché sono vetrine che richiedono, dove ci sono pubblici molto diversi, dove si richiedono tante cose diverse. Noi eravamo più a nostro agio di solito in altre sezioni, insomma, no? Però siamo molto contenti, per esempio, che anche chi pensa e desidera un cinema diverso, anche a Venezia e dopo, in sostanza ha espresso anche molto rispetto per il tipo di lavoro che abbiamo fatto. Ecco, però ci rendiamo conto di che cos'è l'oggetto. Posso dire che per me questo film cominciava, proprio quando è nato, funzionava un po' ho sentito che funzionava un po' al contrario rispetto ai film precedenti. Come ho detto prima, qui c'è una frontiera, no? C'è la luce e c'è il buio, l'inesplorato,
che è la cosa anche che ha convinto Renato Berta, che è il direttore della fotografia, che è uno dei grandi occhi del Novecento, e che quando ha saputo che volevamo lavorare con questo nero assoluto, ha detto: ma io non l'ho mai fatto questo, no? Perché per me il nero assoluto è un errore, cioè vuol dire che ho esposto male, ci deve essere un po' di lettura, ci deve essere sottoesposizione, voi volete il nero assoluto, per me questo è molto affascinante. Quindi salito a bordo. Allora, cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che lo speleologo, quando entra in grotta, in realtà vorrebbe superare la frontiera, cioè andare nello sconosciuto, però alla luce, no? È come un remida, ogni cosa che tocca lo trasforma in mondo, no? E non riesce mai ad arrivare lì, in quel nero, proprio perché lui avanza con la luce, quindi questa frontiera si sposta, no? E questo, come dire, era anche il nostro desiderio, filmare lo sconosciuto, ma non lo puoi fare perché accendi la luce e lo cancelli, è un po' la storia di una sconfitta, se vuoi, no? E allora, come dire, in questo film, quando si vede è troppo tardi, cioè quello che tu vorresti come uno speleologo, vedere la grotta senza di te, ecco, non è possibile. E quindi anche noi, anche io, volevo filmare, come dire, senza di me e senza la luce. E quindi quando tu vedi in questo film hai perso la partita. Ecco perché poi in qualche modo cerchiamo di recuperare lasciando che il buio si insinui un po' dappertutto, no? Si infili e ci sia sempre questo conflitto. Proprio per questo, per cercare di non eliminarlo, insomma, no? Di non allontanarlo con le luci e lasciare che si possa insinuare. Se ci pensi, poi nel momento in cui poi non c'è un oltre, o apparentemente, visto che poi giustamente ci dicevi, seguendo il corso dell'acqua, in realtà l'acqua scava ancora più a fondo tecnicamente, no? Però quel gesto che poi evidentemente è la fine di una vita, è come dire, in quel senso lì non c'è più buio. Come dire, Certo, non c'è più buio, nel senso certo. sei arrivato in fondo e l'hai Chiaro. ucciso, insomma, E l'hai no? Questo ucciso. buio dal quale tutto si genera, no? Per fortuna le grotte ci insegna Nino e ci insegnano gli speleo in sala, in realtà non finiscono mai, finiscono per te, tu non riesci a passare, sei troppo grande per entrare in quelle fratture, ma l'acqua va e la grotta continua, a parte che il bifurto va oltre. Sì, ma in ogni caso si formano in continuazione. Ora noi le sappiamo così, fra 1000 anni saranno totalmente diverse, semplicemente così. Sì, col pensiero. Tempo ancora per un'ultima domanda? 2, allora. Prima e seconda fila. Allora, senza stare a scomodare la filosofia, no? Il cinema, soprattutto il tuo, si basa su spazio e tempo. Guardavo poco fa le durate dei tuoi film, Il Dono, cioè le 4 volte, non superano mai l'ora e 40, quindi mi chiedevo come fai a trattare questioni così ampie, quale appunto spazio, tempo, tu prima menzionavi la luce, l'ombra, con così tanta sintesi, come trovi questa, cioè, da dove viene questa capacità? Punto di domanda. Io ho paura di fare dei mattoni, capito? Io ho un'amica che è architetto e diciamo che facciamo lo stesso mestiere, cioè ci occupiamo entrambi di mattoni, insomma. No, siccome lavoro su certe durate delle inquadrature, a parte gli scherzi, poi al montaggio remo un po' contro. Asciughi? No? Sì, mi faccio la guerra, nel senso che non c'è nessuna intenzione, ma veramente mai nessuna intenzione di fare un cinema che sia ostile al pubblico, no? Cioè io credo nell'inquadratura, nella sua durata, nella profondità di campo, nel quadro, però poi mi piacerebbe che il film fosse godibile per tutti, per mio figlio Lorenzo, no? E quindi quando vado in post-produzione poi tolgo tanto, cerco di trovare degli equilibri, cioè, veramente c'è un conflitto tra il Michelangelo che gira e il Michelangelo che monta, no? E confesso che mi piacerebbe sempre l'obiettivo, come dire, anche se poi io mi faccio questi scherzi da solo, cioè il personaggio del film è il pollino,
e quindi è un personaggio non umano, impersonale, no? Non posso poi anche farti 4 ore di Pollino, insomma, no? Con tutto il No, bene che infatti voglio a quel territorio. era un merito che ti davo. No, ma ho capito benissimo. Cerco di dire perché poi cerco di trovare una sintesi che non allontani, non c'è la voglia di essere duri o di essere ermetici, no? C'è una grande passione per il territorio, per i corpi, per tante cose di cui stiamo parlando stasera, e poi anche il tentativo però di aprire la porta il più possibile. Grazie. Quella è una sostanza magica che risolve ogni cosa. Si sente? Magia spray, sì. Sì. Allora, innanzitutto l'immagine della calata dentro a questo buco, eccetera, mi ha ricordato parecchio diciamo, l'uomo di scienza che cerca questa conoscenza e andare oltre, quindi ricercare, e nel ricercare andare a toccare, vedere e confrontarsi sempre con questa ombra, con queste luci che cerca a malapena, e anche e soprattutto la coesione con tutto il gruppo, in cui nessuno può andare, ma è una necessità di tutte le persone insieme. E quindi volevo fare questa domanda un po' sia al regista, sceneggiatrice, che al signor Nino, insomma, in diversi aspetti, ovvero quanto questo senso di ricerca da parte dei speleologi ha influenzato il suo cinema, o comunque la sua persona, entrambi, e quanto viceversa la ricerca cinematografica, o comunque vedendo la proiezione, può aver influenzato lei, che insomma vive queste cose da un altro punto di vista, e non meramente, diciamo, più scientifico, esplorativo, piuttosto che da regista o artista, ecco, nel senso più umanistico del termine. Io ti rispondo velocemente. È chiaro che voleva essere un film di esplorazione, cioè il fatto che non ci sono dei veri personaggi, a parte il pastore, ma sono dei medium che ti portano nel paesaggio, no? Per me era veramente un viaggio all'interno di questo grande paesaggio-personaggio, no? Quindi un'esplorazione per me e anche per chi poi è in sala e si trova veramente nel buio, no? Quindi volevamo fare un film immersivo. Io credo che Michelangelo non abbia preteso di fare un film sulla speleologia, cioè di apportare qualcosa alla speleologia, ma abbia mutuato uno sguardo speleologico che credo si porterà dietro anche in film non girati in grotta. In questo senso, per esempio, vedere un paesaggio, la superficie del paesaggio, dopo che ci sei stato dentro per anni, vibra in un'altra maniera, ossia ti dà comunque una sensibilità diversa e comunque lo senti in una maniera diversa, perché senti che c'è qualcos'altro che non vedi, c'è un fuoricampo. Quindi credo che questo, per esempio, lui se lo porterà. Non so cosa abbia dato alla speleologia, questo ce lo può dire Nino. Beh, io posso dire che non ho mai avuto una provocazione attoriale come quella che mi ha offerto Michelangelo, cioè essere attrice fuori campo, non so quale attore l'abbia mai provato, insomma è una cosa fortissima, ossia non avere poi quella esposizione che brucia tutto, sì, cioè che brucia tutto, ma nello stesso tempo essere infiltrata nella speleologia, infiltrata nel paesaggio e tutto per poi non esserci. Beh, è la più grande prova di interpretazione che ho potuto fare grazie agli anni, credo, di interpretazione dove nessun regista mi ha mai fatto una proposta così interessante, devo dire, per cui credo che non tornerò mai più in scena, non c'è bisogno, se le proposte che si fanno sono quelle che si ricevono attualmente, scusate. E quindi ecco, e diciamo che è molto più recitare questo, se recitare è immergersi veramente in una cosa per cambiare e quindi farsi corpo che si sperimenta, non saper fare una cosa, ma non saperla fare.
e provarsi, offrirsi come corpo di sperimentazione. Beh, questo a me non me l'ha mai proposto nessuno, e se me lo propone qualcuno che mi mette fuori campo, ben venga il fuoricampo, e se questa mia prova, diciamo, voglia di mettermi in gioco può servire alla scrittura o comunque allo sguardo, all'interpretazione, se questo mio orecchio, che è stato un ascolto di quello che accadeva a Michelangelo, perché lui fisicamente è più attore di tutti quanti, cioè sperimenta sul proprio corpo, viene da una esperienza, un'attività sportiva forte, perché lui sa che il corpo non mente e che il corpo pensa meglio di noi, quindi lui si mette fisicamente in una condizione per pensare diversamente, in una maniera alterata, laddove non arrivi a tavolino, e però poi c'è un profondo studio comunque, però c'è come un ping pong tra il tavolino, lo studio e poi il corpo. E beh, è una bella proposta, una bella battaglia, ma il primo attore è lui, quello che comunque fa in prima persona una cosa. Non ho mai visto delegarlo per cercare qualche cosa, ma ha fatto sempre tutto in prima persona, e credo che questo è molto importante per il cinema, che in genere è molto specializzato, no? Quindi c'è il costumista che fa quello e tu non lo devi toccare, e poi c'è il reparto, no? Il repartismo, e quando si parlano tra di loro questi settori? Quindi succedono quei guai in cui ognuno, tu pensi una cosa, però poi arriva quello che ha capito tutta un'altra cosa, e quindi ognuno fa il suo film, e succedono i pasticci che succedono in televisione, diciamocelo, no? Dove il costumista c'ha in mente una cosa, quell'altro c'ha in mente quell'altra, e si fa il pasticcio. Invece quando comunque nello sviluppo, perché i tempi geologici per cui Michelangelo fa un film con tanta lentezza sono necessari, bisogna pagare la ricerca, lo sviluppo, non le riprese. Lo sviluppo è importante, perché le cose non si fanno in un mese e mezzo. Mi dispiace per i produttori, non si fanno, perché i risultati si vedono, e quando c'è in un film uno spessore è perché ci sono molti anni di lavoro, e questi vanno anche finanziati, non solo con i chiodi arrugginiti che ci ha fornito Nino La Rocca. Lo ringraziamo. Allora, se ho capito bene, vuoi sapere cosa Michelangelo Giovanni ha dato alla speleologia? Beh, la speleologia a me. Vabbè, iniziamo con cosa hanno dato loro due alla speleologia. Innanzitutto hanno portato la speleologia a Venezia, no? A un cinema internazionale, quindi ora molti parleranno di speleologia, un'attività in Italia che non è proprio molto ben riconosciuta dallo Stato, insomma è un po' riservata a qualche migliaio di speleologi, quindi secondo me già questo è un grandissimo risultato, che la parola speleologia, la parola grotte, è arrivata a Venezia, quindi a un pubblico direi anche internazionale, e poi la speleologia italiana arriverà pure a Tokyo, al festival. Questo film verrà presentato, mi pare, al festival di Tokyo da qui a poco, in Corea del Sud uguale. Quindi questo innanzitutto ha dato, ma poi se parliamo di cose pratiche, io gliel'ho detto sempre, noi speleologi abbiamo una visione abbastanza chiusa, secondo me, di che cosa sono le grotte, di cosa ci possono passare, di cosa ci possono far pensare. Lui con questo film, quindi la filosofia anche di questo film, ci passa, almeno a me, ma penso a tanti speleologi, ci ha fatto vedere le grotte in maniera, secondo me, totalmente diversa, sia dal punto di vista praticamente di come godersele, no? Perché io ora da oggi in poi, quando ritornerò in grotta, in quelle due grotte, ma anche in generale, mi verranno in mente sempre loro due, perché diranno la grotta va anche ascoltata, non è così silenziosa come pensavamo. La grotta, ad esempio, ti può far riflettere molto, e quindi loro hanno passato a me delle riflessioni che erano limitate, erano molto molto limitate, la verticalità, la bellezza, c'era abbastanza poco pensiero profondo. Ora loro secondo me trasformeranno ancora in meglio ciò che noi speleologi pensiamo di bene della grotta, tutto là. Quindi hanno dato moltissimo, secondo me, alla speleologia, lo daranno in futuro, e se, come ha detto Giovanni, Michelangelo oramai essendo speleologo porterà sempre con sé
questo bagaglio e penso anche in futuro ci darà qualche altro bel suggerimento. Poi basterebbe leggere tutte le recensioni che hanno fatto sul film, ne ho raccolto 150, Michela, quindi tutte meravigliosamente, che parlano di Grotti in una maniera che io non avevo mai, eppur lo faccio da 45 anni, lo speleologo, mai capito. E su questo direi che evidentemente possiamo nominarti un'ultimissima. Scusate, questo in extremis, ma a questo proposito, no, mi sono immaginato che ora la speleologia diventerà di gran moda e tutti si andranno a fiondare e il buio scomparirà per sempre. Questo è un po' il limite del mestiere di fare cineasti, credo. Io ho visto sto film e mi sono venuti in mente grandi maestri, e anzi intanto ti ringrazio per l'onestà intellettuale di aver detto che c'è una lunga tradizione di film, di gente che si va a infilare in buchi, e ci sono dei film bellissimi e vi invito comunque a cercare perché c'è davvero, ma mi veniva in mente un Franco Piavoli che col mezzo cinematografico tenta di riprendere quello che gli scompare sotto gli occhi, o De Seta che quando va a Orgosolo e di notte vuole ricreare l'ambiente dei pastori senza illuminare, anche lì un grande direttore della fotografia che ci sta dietro. Comunque questo aspetto qui, no? di arrivare e far scomparire, un po' il Remida l'hai detto benissimo, queste persone che te hai, questo pastore, questi vecchi che non conoscono internet, non hanno mai preso un cellulare in mano, stanno scomparendo, non ci sono più. Ecco, io ho proprio la paranoia. Voglio sapere semplicemente da te cosa succede e come ti relazioni a questa scomparsa, come sarà il mondo dopo? Semplice, domandina semplice. No, guarda, hai nominato De Seta. Vittorio De Seta è un gigante del nostro cinema e quando si vedono i suoi lavori sono inarrivabili, sono veramente inarrivabili. Le immagini di De Seta non sono immagini, sono cose, no? Sei di fronte alla realtà. Ecco, e lui era proprio lì in quegli anni. Cioè, quando gli speleologi erano lì, lui era nel tuo paese a girare i dimenticati. Sua madre era di Cerchiara di Calabria, che è il comune del Bifurto, è questo suo territorio quello. E quando lui girava quei documentari meravigliosi, in quegli anni, li girava per trattenere un mondo che stava scomparendo, no? Il mondo perduto, il tempo perduto, credo che si chiami la collana, adesso il mondo perduto. E parliamo del 58, 59, 60. E questa scomparsa però tarda a prodursi, è molto molto lenta, ti devo dire, questa è la mia sensazione. Cioè, ancora in quel territorio, nella mia Calabria, con tutte le contraddizioni di questa terra meravigliosa e terribile, no? Ancora non si è consumato, no? Ancora nell'interno, per esempio, la costa è un'altra cosa, no? Veramente la Calabria è una regione introversa e la costa è giovanissima. Dalla fine degli anni 60, con alcune alluvioni, si è scesi in costa e si sono costruiti dei paesi, tu lo sai bene Antonio, in 448. Quindi la costa è molto superficiale, mi permetto di dirlo anche se ho tanti amici e tante persone a cui voglio bene. E l'interno invece è un viaggio nel tempo e non si è ancora consumata quella fine, insomma. E cosa accadrà non te lo so dire neanch'io, però ancora non accade, si può ancora fare questo viaggio nel tempo e trovi delle persone lì che ti accolgono in una maniera incredibile, perché la Calabria è veramente la terra dell'accoglienza, e mi piace dirlo proprio in questi giorni, che è terra dell'accoglienza.
come dire, citando la terra dell'accoglienza, essendo Pisa, come dire, una terra di calabresi di seconda generazione, noi siamo veramente felici di avervi avuto qui, di avervi accolto Grazie, da grazie. noi. Speriamo di ritrovarvi veramente presto. Grazie Michelangelo. Grazie di essere Giovanna, rimasti fino a grazie Nino, quest'ora. e grazie a tutti voi per essere stati qui. Grazie Antonio.